Siamo la categoria con gli stipendi più bassi d'Europa. In questo periodo di pandemia abbiamo dedicato tutto il possibile e il riconoscimento non ci è stato dato. In Italia mancano circa 350.000 infermieri, non ci sono più giovani che fanno questo lavoro, gli anziani ovviamente stremati di tutto questo che sta succedendo. Io voglio solo dire una cosa, da gennaio ci hanno tolto anche 100 euro in busta paga, questo per ringraziarci di quanto siamo eroi. Queste le voci di due degli eroi del Covid, due infermieri che hanno scelto oggi di incrociare le braccia e manifestare davanti al luogo simbolo, l'ospedale di Schiavonia. Manifestano dove tutto è iniziato per riflettere sul futuro della professione. Chiedere alla politica che ci venga riconosciuti questi 23 mesi di sofferenza dove gli infermieri hanno lavorato per 5 non tirandosi mai indietro ma essendo pagati neanche correttamente per uno. Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. In 250 si sono trovati nel parcheggio dell'ospedale di Schiavonia nella Bassa Padovana per chiedere un riconoscimento della professione. A gennaio la beffa, in busta paga al governo, ha tolto anche 100 euro di indennità Covid, legandole al rinnovo di contratto che arriverà solo fra mesi. Potevano farci questo piccolo cenno di solidarietà, è stato uno schiaffo morale. 23 mesi in prima linea per gli infermieri che hanno ricevuto le giuste lodi e i giusti onori, come Diego che è diventato Cavaliere della Repubblica, che però si sente abbandonato dal governo. Il titolo di Cavaliere me l'hanno conferito dopo la prima ondata Covid e sono passati 22 mesi dall'inizio di questa pandemia e in questo periodo storico vediamo una lontananza assoluta da parte delle istituzioni nei nostri confronti. Le condizioni di lavoro sono difficili anche per l'accanimento di certi pazienti a voler cure alternative non riconosciute. E non per ultimo abbiamo un'utenza che quando arriva nei nostri letti ha, diciamo così, esprime dei desideri di cura che non sono assolutamente previsti dalle linee guida che a cui i nostri dirigenti afferiscono.